Andiamo a Padova, dove continua lo scontro politico e istituzionale sul futuro dell'ospedale. C'è la regione che vorrebbe costruire una nuova struttura e il sindaco Giordani invece insiste sulla necessità di migliorare quella esistente. Francesco Tomei. Ospedale nuovo sì, ospedale nuovo no. Lo scontro infiamma il dibattito a Padova con posizioni sempre più polarizzate. Da un lato la regione, ente finanziatore, che spinge per la nuova struttura nella parte est della città. Dall'altro il sindaco Giordani, che conti alla mano, insiste per la ristrutturazione dell'attuale nosocomio. Una soluzione, il cosiddetto nuovo su vecchio, che secondo il primo cittadino consentirebbe un risparmio di 500 milioni. Lo scontro, che inevitabilmente ha assunto anche contorni politici, non fa escludere al presidente del Veneto l'ipotesi di costruire il nuovo ospedale fuori città, con Saonaro Legnaro come ipotesi. Tutti noi abbiamo avuto all'inizio l'idea di fare il nuovo sul vecchio, anch'io, ma poi consegnato in mano ai tecnici ne viene fuori che la storia è tutt'altra. Penso che una soluzione la si debba trovare. Il progetto di una nuova struttura incontra il favore anche dell'università, con gli accademici che considerano fondamentale la svolta anche per mantenere visibilità a livello nazionale e internazionale. Quella che secondo loro non sarebbe più garantita dall'attuale struttura di via Giustiniani, dove il sindaco Giordani vorrebbe invece che l'ospedale continuasse a vivere, integralmente trasformato, ma in modo sostenibile con un occhio al bilancio.